I controlli sul territorio, via Piave in particolare, stanno dando i loro frutti. Questo grazie al dispositivo di vigilanza e tutela del territorio messo in campo dal prefetto con le forze dell'ordine. Anche per questo oggi, insieme al questore, ha voluto toccare con mano la situazione di quanto si sta facendo. Oggi non è la conferma di tutto ciò, ma è una, come si suol dire, working in progress, perché l'attività che noi dobbiamo svolgere non è un'attività episodica, ma è un'attività che deve creare le condizioni di percezione della sicurezza, perché gli indici di delittuosità sono fortemente abbassati e lunedì, martedì ne daremo conto in maniera specifica, però la percezione della sicurezza da parte della popolazione deve essere una percezione che noi dobbiamo tentare in tutti i casi, in tutti i modi, di sollecitare ad abbassare quell'asticella, e questo lo si fa attraverso i servizi di controllo coordinato del territorio, attraverso una serie di azioni conseguenti a strumenti amministrativi che noi abbiamo e che abbiamo attivato, cioè tutta una serie di elementi che ci fanno dire ad oggi che siamo sulla buona strada. E in effetti anche i cittadini iniziano a vedere la differenza. Qui nei giardini la situazione è cambiata. Da quando sono presenti le forze dell'ordine in modo massiccio, che fino a qualche mese fa non c'erano, adesso ci sono, effettivamente le cose qui sono cambiate. La nostra presenza è più una funzione di ascolto, perché è la verifica diretta fatta proprio da noi che abbiamo queste competenze, diciamo, un po' di programmare la gestione del controllo del territorio e della sicurezza pubblica, quindi ascoltare di persona quali sono i bisogni, quindi sentirli personalmente e capire e adattare il modello che abbiamo messo in campo. È un modello che sta dando grandi risultati, però siccome partiamo dal principio che bisogna sempre migliorarsi, ci fa piacere sentire direttamente la voce della gente per capire eventuali ulteriori sforzi, ulteriori modelli di intervento che possiamo porre in essere. Intanto lunedì i membri di Riprendiamoci la città presenteranno ulteriori iniziative per tenere alta l'attenzione sulla questione sicurezza.